Bene amici, a pochissimi passi dalla Roccia dell'Elefante troviamo questo magnifico nuraghe, un nuraghe Paddaggiu, se non sto sbagliando la pronuncia, che è praticamente una struttura dove, in base alle notizie che abbiamo, si dovrebbe riuscire a vedere un certo gioco di luci dovuto ad alcune fessure che appunto sono fra i massi che lo compongono. Comunque soltanto avvicinandoci possiamo capire. Signori, ci troviamo veramente di fronte ad un'opera umana. Che dire? Che sensazioni possono arrivare da una struttura di questo tipo? Una struttura che permette di dominare tutto ed essere qui in mezzo a questi colori e anche col suono di questi animali è veramente spettacolare. Bene, ora avete visto assieme a noi questa bellezza veramente incredibile e siamo pronti per salutare questo magnifico luogo e andarne a scoprire tanti altri. Seguiteci, ma dopo la pubblicità. Rieccoci, Perfetto. siamo appena arrivati alla tomba dei giganti di Kodu. Ecco. Come si vede dal cartello, entriamo, cerchiamo di capire un attimino di più su questa struttura che praticamente rappresenta una delle prime testimonianze di stanziamento dell'essere umano in questa zona. Quindi siamo di fronte ad un qualcosa che per questo territorio è veramente molto importante. Ma andiamo a vedere. Ecco, stiamo per arrivare nel sito. Intanto qui abbiamo un bellissimo schema di questa tomba dei giganti. Praticamente si tratta di una costruzione degli anni 1600-1200 a.C. e sostanzialmente questa tomba dei giganti è costituita da un corridoio centrale con appunto le varie i vari loculi, insomma ci pare appunto che si tratti di loculi. Comunque il nostro ingresso dentro alla tomba. No.
Non è possibile, non si fa. Tentativo numero 2. Attenzione, attenzione, attenzione. Che non venga fuori un animale. Tutto bene lì giù? Sì, tutto bene. Passo la telecamera. Ma sta riprendendo? Sì, Vediamo le operazioni d'ingresso. E ci addentriamo verso questo corridoio. Bene, siamo stati proprio nel corridoio e la sensazione comunque è stata una sensazione di pace, di benessere, nonostante appunto questo luogo fosse dedicato alla sepoltura collettiva. Ora proviamo a salire queste scalinate per vedere lo spettacolo che ci viene proposto. È comunque una visione dall'alto di questo famoso corridoio attorno al quale appunto sono collocate le tombe